Di Maro 2022, siamo qui nel ritiro del Napoli dove la squadra si sta allenando agli ordini di Spalletti, ci sono tanti tifosi, tanto entusiasmo, ma anche qualche polemica. Ciao Antonio, tu conosci questo simbolo A16, sappiamo tutti cosa significa, voglio sapere tu cosa ne pensi, da che parte stai? Io, nel senso, De Laurentiis ci ha portato anche in alto negli ultimi anni, però secondo me diciamo che sarebbe anche giusto fare un cambio di proprietà, perché vedendo anche le milanesi, la Roma con nuovi gruppi di investitori hanno fatto molto bene, invece non lo so, ultimamente mi sembra che il Napoli non stia spendendo troppi soldi e non stia cambiando i giocatori nel modo giusto. Poi magari mi sbaglio e mi ricrederò, però per ora diciamo che sono abbastanza d'accordo col simbolo che mi hai mostrato. Grazie, continuiamo con le nostre interviste. A16, voi cosa ne pensate? Ma io non sono per la polemica, per me Koulibaly e Mertens devono essere rinnovati a qualsiasi costo. Poi gli altri, cioè tenere già l'assetto base dell'anno scorso è già una grande vittoria, poi vediamo. Per me male come si è comportato con Mertens, se doveva rinnovare doveva farlo prima e doveva chiarire prima con lui. Koulibaly è una cosa tutta a parte, chiaro che va tenuto. Se ne deve andare. Mi dispiace, ma ringrazio, ma ormai non fa più il bene del Napoli. Penso che è troppo tempo che De Laurentiis prende in giro la piazza, tutte le volte ripetendo le solite cose, che non avevamo manco i palloni, che la piazza deve crescere. Qui l'unica cosa concreta è che noi tifosi ci sentiamo presi in giro, continuamente sentiamo e vediamo società che erano messe peggio di noi e che alla fine invece portano a casa il loro risultato. Vedasi il Milan quest'anno. E penso che è arrivato il momento di prendere una decisione: o tiene il Napoli o tiene il Bari. Penso che il Napoli, se andiamo avanti così, potrebbe comprare qualcuno, però insieme penso che sia una grande cazzata. Alla fine il presidente c'è perché. Siamo qui con Chef Franco. Ciao ragazzi. Buongiorno. Allora, la questione del video è A16, cosa significa? È il tratto di autostrada che porta direttamente a Bari, Napoli-Bari. Cosa ne pensi di questa situazione? Cioè, diciamo che parliamo del presidente Aurelio De Laurentiis, sicuramente. Ma io non sono né col presidente né. Io devo dire la verità. Nei 10 anni che il presidente sta a Napoli ci è portato a bei livelli, parliamoci chiaro. Grazie a lui che parliamo, siamo in competizione con altre squadre. Ma sicuramente il passo da Serie C a Serie A, Champions League, cioè diciamo che anche grazie parliamoci chiaro che noi tifosi pretendiamo sempre il giocatore, la pedina che ti fa cambiare la squadra, sì. Non siamo fatti così, speriamo tutti che arriva Dybala, si parla di Dybala. Però secondo me il Napoli come sta adesso può competere con altre squadre forti tipo Juve, Inter, Milan. Io sbaglio solo alcune volte una piccola cosa a parlare, forse a livello di comunicazione. Dovrebbe essere più tifoso, sì. Forse questo sì, più tifoso. Cosa ne penso? Purtroppo il presidente ci sta mettendo anche alle strizze con i suoi silenzi, con le sue storielle inventate. Sono io il vostro Cavani, ora vogliamo fatti, vogliamo vincere, non vogliamo solo partecipare. Penso che in questo momento il presidente sta facendo il possibile. È chiaro che dopo la pandemia c'è stata una crisi per tutto il settore calcistico. Tutto sommato anche la proposta che ha fatto a Koulibaly mi sembra opportuna, appropriata. Poi si spera che venga un emirato che compri il Napoli, però questo, purtroppo Napoli è anche una città un po' particolare e complessa, quindi non è facile fare investimenti.
Ciao, piacere, Roberto Stanzione, vicepresidente del Napoli Club Brescia. Il sondaggio era su A16, giusto? Cosa penso? Non dico che sono d'accordo, perché comunque invitare una persona ad andare via è poco elegante, però capisco la rabbia dei tifosi, la delusione dei tifosi. I tifosi vogliono vincere, è troppo tempo che noi attendiamo di arrivare veramente ad alti livelli e abbiamo avuto delle delusioni negli ultimi anni. Napoli-Verona 2 anni fa, l'anno scorso eravamo proiettati per la lotta a scudetto e poi il Napoli non è riuscito a superare questo step ed è venuto meno nel momento più bello, quindi adesso è uscita questo hashtag, questo A16, che comunque invita il presidente a lasciare Napoli e andare a Bari. Non lo condivido appieno perché comunque, come ti dicevo prima, è poco elegante, però capisco i tifosi e la rabbia dei tifosi che vogliono vincere e magari si aspettano un grosso gruppo che acquisti il Napoli e possa proiettare la squadra ad altissimi livelli. Simpatica e goliardica, ho visto Fredo che ha risposto, ha detto siamo la stessa famiglia, è una cosa simpatica. Io penso che De Laurentiis sta andando bene, però alla fine c'è di meglio e di peggio, quindi per chi si vuole accontentare va bene così. Se poi vogliamo andare oltre e vincere la Champions o lo scudetto, allora magari se andiamo in mano a qualche sceicco male non è. Allora, io non sono d'accordo con la polemica sulla 16, su De Laurentiis. Penso che De Laurentiis abbia a modo suo fatto tanto per il Napoli, quindi per me io sono a favore di De Laurentiis, tutto qua. Io non sono contro De Laurentiis perché penso che il lavoro che lui abbia fatto a Napoli sia un lavoro importante che va solo finito con una vittoria dello scudetto. Abbiamo ascoltato l'opinione dei tifosi, tanti pareri discordanti, ma noi siamo interessati anche a sapere la vostra opinione, quindi lasciate un commento, fateci sapere da che parte state e vi ricordo di lasciare un like al video e iscrivervi al canale per non perdervi le prossime dirette e forza Napoli sempre!